bella gara anche per il percorso molto asciutto e quindi mi sono sentita molto bene nel correre. La gara non sono partita molto bene, non ho fatto una gran bella partenza, però poi sono riuscita ad inserirmi e a recuperare piano piano in progressione, quindi sono molto contenta. Tu sei reduce da 2:20 in maglia azzurra, raccontaci il proseguo della tua stagione. Sono molto soddisfatta delle 2 gare a cui ho potuto partecipare e spero di poterne fare tante altre ancora perché sono state delle bellissime esperienze che mi hanno fatto anche crescere molto dal punto di vista sportivo.